Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi cosa ci riserva questa giornata di sabato 15 febbraio e quali sono gli influssi che riceviamo dalle costellazioni oggi. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. Vi ringrazio sempre del vostro sostegno e della vostra partecipazione. Vediamo questo giorno sorretto da Saturno, dunque ha già delle impostazioni molto forti che appartengono proprio a questo dominatore e che inclinano la giornata in termini maggiormente riflessivi, introversi e probabilmente solitari. Ciò non significa che tutti ci chiuderemo a riccio, ma è possibile che in alcuni momenti, a seconda del temperamento di ciascuno di noi e delle costellazioni che vengono visitate dalla Luna nel nostro giorno di nascita e dunque che compongono il nostro quadrato di nascita personale, potremo sperimentare momenti di malinconia o di maggiore riflessione. Qualcuno potrà magari sentire una percezione o una spinta maggiore nei confronti dei lavori più sacrificanti, dunque oggi magari troverà buona volontà nel fare delle cose che rimandava da tempo e pianificarne anche delle altre, dunque ci potrà essere, diciamo così, uno sgrossamento dei lavori accumulati nel tempo. Qualcun altro invece probabilmente ripiegherà su stati di malinconia e presunta infelicità. Questo sarà soprattutto possibile per i nati con forti valori di acqua, dunque è possibile che oggi risentano un maggior senso di solitudine rispetto ad altri momenti e probabilmente è una questione, una percezione del tutto personale e non necessariamente giustificata. Magari a far scattare questa cosa è un ricordo, un qualcosa del passato, qualcosa del genere. Ma vediamo il resto degli influssi che sono presenti in questo giorno, poiché Saturno è soltanto il dominatore della giornata e pertanto può dare questo tipo di impronta praticamente ogni sabato, è chiaro, però il modo in cui si sposa con la prima costellazione attraversata dalla Luna nella giornata determina anche un po' i settori che va a toccare e anche altre caratteristiche chiaramente. Dunque la costellazione che prima di tutte viene visitata dalla Luna oggi è Gemelli e anche qui abbiamo un suo campo d'azione. Gemelli sappiamo che porta l'allegria fuori casa e invece un po' di animo cupo, diciamo così, in casa, anche un po' di polemica in alcuni momenti dove magari ci si attacca alle parole, però porta anche questa voglia di stare a contatto con gli altri che non sposa benissimo Saturno nel suo influsso appunto come dominatore del giorno. Dunque avremo sicuramente dei momenti di altalenanza, dei momenti in cui potremo sentirci non capiti, magari quando cerchiamo di comunicare con gli altri le nostre sensazioni, le nostre percezioni. È possibile che oggi ci siano degli scambi con i fratelli, con le sorelle, con i cugini, con persone lontane all'estero o che sia una giornata in cui pianificheremo qualche spostamento e qualche piccolo viaggio fuori porta. La giornata però prevede appunto umori malinconici non soltanto per via di come può essere percepito l'influsso di Saturno, ma anche a causa della seconda costellazione visitata dalla Luna oggi, che è Cancro, dunque la Luna stessa che visita un suo territorio, il suo territorio, poiché la Luna influenza direttamente soltanto la costellazione Cancro. Dunque umori altalenanti e possibilmente qualche cosa che stride con la famiglia, possibilmente con qualche membro femminile della propria famiglia. Dunque attenzione, magari oggi è possibile che qualche pensiero ci provenga da qualcuno molto vicino a noi e che possano essere anche qualche tipo di preoccupazione magari
legato a qualche stato di salute anche, oppure qualche ricaduta, attenzione perché magari qualche vostro caro potrebbe nuovamente avere qualche malessere che sembrava passato ma manifestarsi ancora. È una giornata che di base dovrebbe scorrere piuttosto leggera, tranne appunto questo umore non certo dei migliori, che però esorcizzeremo probabilmente uscendo e frequentando gli amici e cercando appunto di stare a contatto con gli altri. Occhio perché potremmo essere un poco più suscettibili del solito oggi riguardo le osservazioni che magari anche senza nessuna cattiveria ci vengono rivolte, ma che noi prenderemo sul personale. Dunque attenzione, non pesiamo troppo le parole degli altri e piuttosto prima di offenderci o farci urtare nella nostra sensibilità, cerchiamo di capire cosa volesse veramente dirci la persona accanto e magari chiediamolo pure ma che cosa intendi veramente, così eviteremo magari qualche film di troppo. Oggi infatti il punto debole della giornata è la testa a 360 gradi, dunque questo è un po' l'avviso per quanto riguarda la giornata oggi, anche la gola un po' così, però in particolare appunto tutto quello che riguarda la testa, sia dal punto di vista appunto dell'umore che dal punto di vista fisico. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alle previsioni di domani, domenica 16 febbraio, sempre su questo canale e sempre alla stessa ora. Grazie a tutti e buonissima giornata. A presto.